Buonasera a tutti ragazzi, Dorian ancora, il famoso uragano, sta continuando questa sua marcia e sembra che dalla categoria 2 sia passata alla categoria 3, quindi sia aumentato un'altra volta. Come potete vedere ragazzi, questa immagine è per le 21 di stasera, quindi sta al 961 m-bar e toccherà Charleston, Columbia, Charlotte e Raleigh, quindi in effetti alle ore 21 si troverà esattamente qui. Quindi camminerà ancora ragazzi, ancora per molto, e forse, anzi già dal grafico che io ho fatto, toccherà anche il Canada. Quindi passiamo alle 21 poi di domani sera ragazzi, ed eccolo qui ragazzi, come potete vedere adesso sta su Washington, si salverà, però secondo me qualche cosa arriverà sicuramente su Washington, Philadelphia e New York, quindi colpirà sicuramente gli Stati Uniti. Quindi la previsione è questa qua, questo è tutto in tempo reale ragazzi, questo è il mio modello meteo che ho comprato e che posso vedere anche tutte le tempeste del pianeta, e quindi ho individuato sempre il famoso uragano Dorian. Quindi dopo questa qui che toccherà gli Stati Uniti, questa è per domani sera, questa immagine sempre per le ore 21, ho fatto giusto ogni 24 ore. Poi l'ultima immagine che posso vedere sempre dal mio meteo è questa qui ragazzi, in effetti colpirà Halifax, se guardate in basso a destra, e Halifax ragazzi è Canada, quindi Halifax è il Canada, e quindi poi io più di questo non posso andare a vedere ragazzi, quindi mi devo fermare perché non mi fa vedere più, perché non è che ti fa vedere una cosa a lungo termine, anche perché potrebbe cambiare. Quindi questo è quello che si aspetta da stasera, domani e dopodomani. Quindi la prima foto è di stasera 5 settembre, la seconda è domani sera alle 21 del 6 settembre, la terza foto ragazzi è del 7, sempre delle 21, quindi l'ho fatto ogni 24 ore. Quindi questo è quello che rimane, diciamo, di Dorian, che colpirà anche, diciamo, il Canada ragazzi. Quindi poi non sappiamo se continuerà ancora o no. Dopo ci dovrebbe stare, diciamo, Corner Brooks, e poi un'altra volta ci sta l'oceano. Speriamo che non continui e che si fermi, perché questo è sceso di categoria e poi è risalito un'altra volta. Questo è il miracolo, in effetti era stato declassato, ma diciamo a categoria 2, poi è risorto e sta a categoria 3 e sta prendendo ancora potenza, quindi speriamo che non salga a categoria 4, quindi speriamo bene. Vi auguro una buona serata ragazzi, come sempre quando posso faccio l'aggiornamento, sperando che in questi giorni finisca questo Dorian, che già ha fatto abbastanza danni. Ciao a tutti e buona serata.